libri miei usciti e oramai procedo a 2 libri per volta perché devo recuperare il tempo perduto. Il primo libro si chiama Piccione Johnny e parla delle solite cose delle quali parlo io, cioè del mondo di oggi, dell'uomo di oggi. Nel precedente libro Contra Catilinam ho parlato dell'uomo di oggi da un punto di vista delle sue meschinità, ho ironizzato sull'uomo di oggi. Qua invece sono racconti molto intensi. Che cosa faccio in questo libro? Descrivo il mondo che l'uomo di oggi ci sta preparando, che non è certamente un mondo molto simpatico. Poi abbiamo il piemontesismo e la burocrazia in Italia dopo l'unità. Con questo libro continuo il solito discorso che sto facendo io su ciò che è successo realmente dopo il 1860. In questo libro esamino il fenomeno del piemontesismo, che è stato un fenomeno devastante per la nuova Italia, e del quale tutto sommato ancora oggi subiamo delle pesanti conseguenze. Quindi ho assolto al mio compito da libraio, perché nelle librerie si presentano i libri. Adesso passiamo all'altra parte, passiamo al tema della serata, Cosenza città d'arte. Io cosa ho fatto? Ho immaginato un viaggio, quei famosi viaggi di studio che si fanno nei licei, di 4 giorni, e dei quali i primi 2 si fanno a Cosenza e gli altri 2 giorni sono in paesi vicino a Cosenza e vicini tra loro, e per esattezza Rossano e Corigliano. Ovviamente noi parliamo di Cosenza, quindi io cosa farò? Utilizzerò questo percorso che ho immaginato per descrivere le opere d'arte che ci sono lungo questo percorso. Parlerò solo delle cose più importanti, perché Cosenza è ricchissima oltre ogni immaginazione, e quindi non posso parlare di tutto, anche perché noi abbiamo un limite. La libreria Victoria ha un principio, una regola fondamentale che io sposo totalmente: quando il relatore finisce di parlare la gente deve avere ancora desiderio di sentire qualche altra cosa, quindi dobbiamo mantenerci sui 40-45 minuti, sarà veramente quasi una corsa. Quindi faccio queste 2 cose: descrivo un potenziale viaggio di istruzione. Perché? Perché questa serata, che come vedete stiamo riprendendo, poi diventerà un video che io farò avere alle scuole. La mia fissazione è questa: le scuole calabresi non devono fare questi viaggi di istruzione fuori della Calabria, ma li devono fare in Calabria, perché la Calabria ha da questo punto di vista delle potenzialità incredibili. Io stasera vi descriverò un viaggio di 4 giorni attorno a Cosenza, ma la stessa cosa si può fare con Catanzaro e Crotone, anzi la prossima volta farò proprio questo. La stessa cosa si può fare con Reggio Calabria e provincia. Perché questi giovani calabresi devono andare a fare i viaggi di istruzione in altre regioni? Non è una cosa corretta, c'è qualcosa di sbagliato in questo. E devono i giovani calabresi capire l'importanza del patrimonio artistico e culturale di questa regione, perché devono imparare ad essere orgogliosi della loro terra. Questo è un compito che purtroppo oggi come oggi rimane solamente, diciamo così, in testa alla scuola. Il mondo dello spettacolo sicuramente, quando parla della Calabria, presenta sempre un certo tipo di Calabria. L'informazione, anche i libri di testo che vengono studiati a scuola. Proprio stamattina su internet circolavano delle pagine terrificanti, veramente, delle quali si altera completamente proprio la realtà. Quindi se tutto questo non viene fatto da quelli che dovrebbero farlo, chi resta? Restano solo i professori a scuola. Il mio carissimo amico, che si chiama Nando Troise ed è un giornalista importante a Napoli, ha lanciato un'iniziativa: 1 ora di storia o di storia dell'arte locale a settimana in tutte le scuole del sud. Quando la proponiamo questa cosa ai nostri amici che lavorano nelle scuole, sapete come ci rispondono? Ma noi abbiamo il programma. È proprio quello il problema, è il programma che non va bene, è il programma che è fatto male per alterare la realtà delle cose. Quindi la scuola deve farsi carico di questo compito, ed è molto importante proprio per l'equilibrio, per la crescita, per la maturazione di un individuo, essere orgoglioso delle proprie radici. Bisogna, come sapete tutti, essere orgogliosi
del proprio padre, della propria madre, ma anche della terra nella quale si è nati. E serve tutto questo per crescere in maniera più equilibrata, cioè quando poi sarai adulto, se hai queste certezze, potrai affrontare il mondo a viso aperto. Un grande intellettuale calabrese che si chiama Danilo Franco e che sicuramente sentirà questo video, insegna all'Ocri, e lui ai suoi studenti dice sempre questa frase. Purtroppo lui insegna in un posto nel quale si sa già che molti di questi ragazzi dovranno andare via. Lui dice sempre questa frase, dice sempre: quando andrete al nord vi guarderanno dall'alto in basso, ma se vi mettete in piedi sarete voi a guardare loro dall'alto in basso. E questo è il compito degli insegnanti, non della scuola, deve essere quasi un'operazione, di un'iniziativa personale degli insegnanti, e questo è il compito degli insegnanti in Calabria, quello di far mettere i giovani in piedi sulle loro gambe. Io darò il mio piccolo contributo a questa operazione stasera. Dicevo quindi che immagino una specie di viaggio, un viaggio appunto di 4 giorni, uno di quei famosissimi viaggi di istruzione che si fanno in tutti i licei, grazie Pasquale, in tutti i licei d'Italia. E durante questo percorso cercherò di dare anche qualche piccolissima illustrazione, qualche piccolissima informazione su elementi più di carattere generale, ma non potrò farlo ovviamente per tutto quello che incontreremo. Un viaggio da dove comincia? Comincia dal castello, partiamo proprio dal castello di Cosenza. E partiamo dal castello per tanti motivi, innanzitutto perché da lì su si vede tutta Cosenza, e poi perché comunque il castello è molto suggestivo, ha degli squarci molto suggestivi, e quindi, visto che noi stiamo immaginando di portare dei ragazzi, cerchiamo di trovare delle cose che possano invogliare i ragazzi. Il castello di Cosenza è fatto in una maniera tale per cui si possono ancora vedere i suoi vari elementi, quindi c'è una parte normanna, una parte sveva, una parte spagnola. Quindi che cosa notiamo in questo castello? Notiamo una stratificazione, cioè una stratificazione di elementi di varie epoche. Questa è la caratteristica fondamentale di tutti i castelli calabresi. I castelli calabresi sono un corpo molto particolare all'interno del panorama europeo dei castelli. Hanno delle particolarità che esistono solamente qui in Calabria. Innanzitutto c'è questo fenomeno della stratificazione che esiste anche ad altre parti, anche a Napoli per carità, ma in Calabria è la regola. Tutti i castelli calabresi hanno questa particolarità. La seconda particolarità dei castelli calabresi è che sono tutti molto antichi, addirittura risalenti nella maggior parte dei casi nella struttura centrale, nella struttura iniziale, all'Alto Medioevo. Tanto per farvi un esempio, il castello di Catanzaro è un castello del Novecento ed è uno dei pochi castelli che non è stato ristrutturato successivamente, almeno la parte esterna. Quindi quelle mura stanno lì dal Novecento. Le mura difensive di Tropea sono state costruite nel 535 d.C. e stanno ancora lì. Quindi tutti i castelli calabresi hanno un nucleo antichissimo, un nucleo che è o longobardo o bizantino, sul quale poi si sono sviluppate le successive costruzioni normanne, sveve, eccetera. Quindi questa caratteristica è particolare solamente dei castelli che si trovano in Calabria. E poi c'è un'altra caratteristica che è quella relativa alla quantità, alla densità. In Calabria è fortificato tutto, basta guardarsi attorno, è fortificato lo scoglio, è fortificato il promontorio, è fortificato la collina. Perché questo? Per motivi che riguardano la storia della Calabria. In Calabria, tra il 570 e l'anno 1000 più o meno, l'anno 1050 e 1060, si è combattuta una guerra terribile tra gli invasori longobardi e i bizantini che non volevano cedere il loro terreno. I bizantini calabresi hanno costituito una specie di stato greco autonomo rispetto all'impero romano d'Oriente e hanno resistito ai longobardi. È una guerra che è durata 5 secoli, quindi ci sono stati dei periodi in cui la guerra è rallentata, dei periodi nei quali
la guerra è diventata più forte. Adesso tutte le vicende di questa guerra sono bellissime, ma non le posso raccontare stasera. Se capiterà che qualche scuola mi inviterà, magari approfondirò questo aspetto, ma adesso qui, in questa sede in cui stiamo facendo una chiacchierata sostanzialmente tra amici, quello che ho detto è più che sufficiente. Però in quel periodo, in tutti quei secoli, nessuno stava al sicuro. Cioè tutti quanti dovevano fortificare il loro piccolo accampamento, il loro piccolo paese, e quindi tutto è stato fortificato. Poi su queste fortificazioni c'è stato il lavoro successivo. Quindi il corpo, il complesso dei castelli calabresi è particolarissimo nel panorama europeo. Tutti i castelli calabresi hanno un nucleo centrale antichissimo attorno al quale poi si è sviluppato tutto il resto della struttura. E quindi partiamo dal castello di Cosenza, e ho colto l'occasione per dire qualcosa più in generale sui castelli calabresi. Ecco, se un professore organizza questa mitica gita, può prepararla facendo una ricerca sui castelli calabresi insieme ai propri ragazzi. Dal castello, con un piccolo percorso piuttosto breve, si arriva nella piazza principale del centro storico di Cosenza. Su questa piazza affaccia il Teatro Rendano, che è un vero e proprio monumento. È stato costruito verso la fine dell'Ottocento, ma è stato decorato in maniera pregevolissima. Io lascio perdere tutta la parte della decorazione, tutti gli affreschi, ne segnalo solamente uno, perché poi chiaramente quando si visiterà il Teatro Rendano ci sarà un addetto del teatro che farà vedere tutte le cose. Io vi segnalo solamente questo, vi segnalo il sipario. Il sipario di questo teatro è stato costruito verso il 1890-1895 ed è stato decorato da Domenico Morelli e Paolo Vetri. Domenico Morelli alla fine dell'Ottocento era uno dei pittori più importanti di Napoli, più importanti e più pagati. Imperversava letteralmente a Napoli. Quindi che cosa ci fa capire questo episodio? Ci fa capire che le famiglie potenti di Cosenza erano talmente potenti da potersi permettere il lusso di pagare più pagati artisti napoletani e farli venire a Cosenza. E la presenza di Domenico Morelli a Cosenza la ritroveremo ancora, è abbastanza importante. Io adesso quindi sfrutto questo episodio per cominciare ad introdurre il discorso del rapporto tra Cosenza e Napoli. Era talmente stretto questo rapporto tra Cosenza e Napoli che tutto quello che succedeva a Napoli succedeva anche a Cosenza, perché le più potenti famiglie di Cosenza avevano tutte mezzo piede a Cosenza e un piede e mezzo a Napoli, e seguivano anche l'andamento dei movimenti a Napoli, l'andamento dell'arte a Napoli, cioè i movimenti così come si sviluppavano a Napoli noi li ritroviamo sviluppati nella stessa maniera a Cosenza. Quindi incontreremo tantissimi artisti napoletani che lavorano a Cosenza. Usciti dal Teatro Rendano, che vi ho detto è stato costruito verso la fine dell'Ottocento, al centro della piazza abbiamo la statua di Telesio, che pure è stata realizzata da un importante scultore napoletano che si chiama Achille Orsi. Dall'altro lato della piazza c'è il Palazzo del Governo, che è stato costruito intorno al 1850 e va assolutamente visitato. Veramente, se un professore sta portando una sua scolaresca, portare questi ragazzi lì dentro veramente li lascia carichi di meraviglia. È decorato in una maniera ricchissima e elegantissima allo stesso tempo. Ma perché visitiamo questo palazzo nel quale c'è la provincia, ma si può visitare tranquillamente ogni giorno, bisogna solo un pochettino organizzarsi? Perché questo palazzo è stato costruito su alcuni edifici del 1500 che sono stati incorporati ma non sono stati distrutti, quindi gli ambienti di questi edifici del 1500 si possono ancora vedere nelle cantine, nel sottoscala, diciamo, di questo palazzo. E questa è una cosa importantissima. Introduciamo in questa maniera il discorso dei palazzi rinascimentali di Cosenza, perché nel Cinquecento Cosenza si è arricchita di moltissimi palazzi importantissimi,
realizzati alla maniera del Rinascimento meridionale o napoletano, sono sinonimi. Adesso questi palazzi vediamo poco, ma lungo la strada ne incontreremo tantissimi. Finita la visita in questa piazza, scendiamo ancora un po', passiamo avanti al mitico Caffè Renzelli, che anche a suo modo è un piccolo museo, perché chiaramente ha conservato tutte le attrezzature dell'Ottocento, l'arredo dell'Ottocento, ed è molto, molto suggestivo. Si usa in tutte le città, c'è un caffè storico dappertutto, però per il Caffè Renzelli veramente il termine non è assolutamente esagerato. Stiamo scendendo per Corso Telesio, bravissimo, esatto. E incominciamo a fare Corso Telesio. Subito dopo il Caffè Renzelli, sulla destra abbiamo il Museo Diocesano, e qui ragazzi si comincia a fare sul serio. Nel Museo Diocesano sono conservate un sacco di opere, le faccio scoprire a chi lo visiterà, perché sono veramente alcune cose pregiatissime, anche se poi molti di questi autori sono anonimi, il che mi sembra strano, perché sono opere, piccole statue di legno, quadri, c'è di tutto, è un museo ricchissimo, ma la cosa importante di questo museo è la stauroteca, ovvero sia una croce di oro decorata con pietre preziose che Federico II regalò nel 1222 alla città di Cosenza. Perché fece questo regalo Federico II? Perché riteneva Cosenza la città che gli era stata più fedele. Federico II diceva sempre: nella mia corona ci sono 3 perle, Napoli, Palermo e Cosenza. Questa croce è un'opera quando si dice un'opera di valore inestimabile, qua veramente si tratta di un valore inestimabile, perché non c'è solo il valore intrinseco dell'opera, stiamo parlando di una croce di oro tempestata di pietre preziose, anzi se avete il telefonino potete anche trovarla su internet mentre io parlo, così capite di che cosa sto parlando. Come si chiama? Stauroteca Cosenza. E a parte questo c'è poi il valore artistico, perché è stata realizzata da artisti bizantini. Federico II l'ha fatta costruire da artisti bizantini per regalarla alla città di Cosenza, quindi c'è anche un valore artistico. E poi c'è il valore storico, simbolico, cioè questa croce rappresenta il patto dell'alleanza tra Federico II e la città di Cosenza. L'avete trovata? Visto quanto è bella, è bellissima. E quando uno la vede per la prima volta non se ne vuole più andare, la deve guardare davanti, di dietro, fotografarla, perché è una cosa spettacolare. E ci dovrebbero essere avanti a questo museo, a far vedere questa croce, i pullman delle scuole uno dietro l'altro, invece quando ci vado sto solo io, e c'è il ragazzo, ormai siamo diventati amici, va bene. È pazzesco. Subito dopo lasciamo il Museo Diocesano, che come vi ho detto va visitato perché è ricchissimo anche di altre opere che non vi elenco. Accanto, un poco più giù, c'è la Biblioteca Nazionale. La Biblioteca Nazionale è importantissima, innanzitutto perché si trova in 2 palazzi storici antichi che sono stati egregiamente ristrutturati. Tutti i palazzi di Cosenza sono stati ristrutturati in maniera ineccepibile. Questi 2 palazzi sono stati ristrutturati, uno era l'antico seminario arcivescovile, l'altro era il palazzo Barracco, un altro palazzo costruito nel 1500, quindi un altro palazzo rinascimentale nel cuore di Cosenza. E tra un po' parleremo dell'importanza di questi palazzi rinascimentali di Cosenza. Quindi perché bisogna visitare la biblioteca? Bisogna visitare la biblioteca perché al piano terra la biblioteca conserva gli scavi della città dei Brezzi, della antichissima Cosenzia, perché la città dei Brezzi si chiamava così. E quindi i Brezzi abitavano lì, o per meglio dire il cuore della città dei Brezzi era dove oggi si trova la Biblioteca Nazionale, dove si trova il Duomo. Quindi praticamente Cosenza è sempre cresciuta su se stessa
E qui introduco brevemente il discorso sui Brezzi. Se un professore porterà la sua scolaresca a visitare Cosenza, va fatto questo discorso su questo popolo incredibile, un popolo orgogliosissimo che ha combattuto una guerra contro i Romani almeno di 200 anni. E alla fine i Romani ovviamente erano molto più potenti, stavano per sopraffarli, però cosa fecero i Romani? Perché i Romani erano all'epoca intelligentissimi, non vollero umiliare questo popolo e allora all'epoca non vollero umiliare questo popolo del quale avevano grande rispetto e offrirono un accordo, una specie di confederazione. In realtà non avevano nessun bisogno di farlo perché oramai li avevano sopraffatti, però non volevano umiliarli, quindi fecero un accordo quasi alla pari, diedero la cittadinanza, concessero la cittadinanza romana ai Brezzi, che quindi entrarono a pieno titolo nell'impero romano, e in compenso lasciarono ai Brezzi le loro leggi, le loro magistrature, cioè li lasciarono liberi di continuare la loro vita come si era svolta fino a quel momento. Però ovviamente in tutto questo c'erano le legioni romane a Cosenza. Quindi io ho molto semplificato la cosa perché la storia dei Brezzi è incredibile, nel senso che riescono a resistere anche alla colonizzazizione greca, non vengono incorporati da nessuna colonia greca. Però appunto questo viaggio va preparato con una ricerca molto accurata su questo popolo e io ne parlo adesso perché poi nella seconda giornata, diciamo domani, tanto per intenderci, noi visiteremo il museo archeologico dove ci sono tutti i reperti che raccontano la storia del popolo dei Brezzi. Lasciamo quindi la Biblioteca Nazionale e subito più giù incontriamo il Duomo. Nel Duomo io vi segnalo solamente due opere e innanzitutto vi segnalo gli affreschi dell'abside che sono di Domenico Morelli. Quindi Domenico Morelli è venuto a Cosenza verso la fine dell'Ottocento e ha letteralmente imperversato, come vedrete. E poi vi segnalo la Madonna, che non è bizantina, è un quadro del 1200, però è un quadro che sembra bizantino, cioè un quadro nel quale quelli che lo hanno realizzato subiscono l'influenza delle Madonne bizantine in Calabria. Le Madonne bizantine in Calabria sono dappertutto. Durante il coronavirus, ognuno poi occupava il tempo durante il coronavirus alla maniera sua, io cominciai una ricerca sulle Madonne bizantine in Calabria, basandomi un po' sui miei ricordi, un po' telefonando ad amici miei di qua e di là e un po' utilizzando i testi che avevo a casa e internet. A un certo punto mi sono fermato perché uscivano Madonne bizantine da tutte le parti, ce ne sono praticamente dappertutto, anzi degli amici miei di Aieta mi hanno detto che ce ne sarebbe una anche ad Aieta, ma non ho ancora avuto il tempo di andarla a vedere, ma stanno praticamente dappertutto. Questo è un fenomeno importantissimo, questo della presenza dell'arte, della storia e della cultura bizantina su tutto il territorio calabrese. E quindi vi segnalo questo quadro della Madonna quasi bizantina. Vi ho segnalato gli affreschi di Domenico Morelli e quindi continuiamo a scendere per il Corso Telesio. Il Corso Telesio è una specie di museo a cielo aperto perché è una strada nella quale il tempo si è fermato a 100 anni fa. Le scritte dei negozi sono ancora con quelle lettere stilizzate che si usavano all'inizio del secolo, i battenti, le porte sono tutte vecchissime. Se lì si restaurassero tutte queste botteghe veramente si farebbe una strada museo nel vero senso della parola. Io diciamo che per questa prima mattinata, trattandosi anche di una ipotetica gita fatta con dei ragazzi, mi fermerei qui e ovviamente si arriva a piedi alla fine di Corso Telesio e là poi il pullman che ha accompagnato i ragazzi al castello aspetta e si fa la pausa. Il pomeriggio da dove si riparte? Il pomeriggio si riparte dalla chiesa di San Domenico. La chiesa di San Domenico è importantissima, è una chiesa gotica decorata in maniera molto, molto importante durante il Rinascimento e poi ristrutturata infine
nel barocco, nel periodo del Seicento in chiave barocca. Io mi soffermo sulla parte rinascimentale. Trovate la facciata di questa chiesa di San Domenico Cosenza. Sulla facciata c'è un rosone, no, non si vede il rosone qua, questo qua, ma non rende idea, si vede molto meglio su internet. Questo rosone è rinascimentale, ma l'intervento rinascimentale più importante è nell'interno. All'interno della chiesa c'è una cappella che si chiama la cappella della Madonna della Febbre, e in questa cappella c'è il paliotto dell'altare e una delle opere più note di Giovanni da Nola, che era il più importante scultore rinascimentale napoletano. Quindi continuiamo a vedere artisti napoletani portati a Cosenza. Giovanni da Nola era un vito vivente a Napoli, quindi anche lui chissà quanto lo avranno pagato. E tra l'altro all'epoca gli artisti si pagavano molto più di oggi. Però il problema qual è? Che questa cappella è tutta rinascimentale, è una cappella piccola, ma è tutta rinascimentale, ed anche il resto della cappella è pregevolissimo. Quindi non c'è la documentazione che ci dimostra che Giovanni da Nola abbia fatto tutta la cappella. L'unica opera attribuita sicuramente a lui, anche nei cataloghi ufficiali, è il paliotto. Allora l'ipotesi più probabile, che avanzo io ma l'avanzerebbe chiunque al posto mio, è che Giovanni da Nola abbia fatto come si faceva sempre all'epoca, abbia mandato avanti la sua bottega, che ha diciamo allestito un po' il tutto, e poi è arrivato lui alla fine e ha dato il tocco finale. Comunque vale la pena di visitare questa chiesa proprio per questo gioiello del Rinascimento che conserva, ma a quel punto lì guardiamo anche il resto, guardiamo la cappella, l'oratorio barocco, e principalmente ci andiamo a guardare la cappella ottagonale, che è l'unica parte della chiesa gotica rimasta inalterata. Quindi in questa chiesa noi abbiamo ambienti gotici, ambienti rinascimentali e ambienti barocchi.